Un volume sul terzo piano casa per offrire a tutti uno strumento di consultazione, ma anche per comprendere meglio come funziona la nuova legge appena approvata dalla Giunta regionale e come viene applicata. Sarà in edicola da venerdì ed è una raccolta di commenti al testo di legge redatti da esperti e liberi professionisti. Ma se vogliamo che tutto sia vero, allora noi diamo lo strumento, in collaborazione in questo caso con il Corriere della Sera che divulga, con i tecnici che gratuitamente, non c'è un euro di guadagno, hanno fatto questa pubblicazione. Vogliamo rendere semplice per il cittadino la comprensione, per il tecnico la comprensione, per il comune di dare una risposta veloce. Vogliamo, se questa legge nei nostri intendimenti vale per tutti i cittadini in modo uguale, vogliamo anche che la parola semplificazione sia per tutti i cittadini in modo uguale. L'obiettivo principale, è stato ribadito, è di semplificare la vita dei cittadini, evitando costose e inutili cause giudiziarie e indicando con chiarezza quello che si può fare per migliorare la propria abitazione. Non è uno strumento speculativo, è uno strumento che dà delle opportunità di risolvere dei problemi reali. La legge in sostanza dà molte opportunità a tutti i cittadini, bisogna farne uso con intelligenza senza andare a danneggiare il vicino. Si tratta di avere misura, dà delle opportunità, ciascuno non deve abusarne e soprattutto il rispetto per i vicini è una cosa importante. Il piano casa è uno dei provvedimenti che sono in corso di approvazione per il contenimento del consumo del suolo ed ha già prodotto alcuni risultati. 60.000 interventi fino ad oggi, speriamo altri 100.000 nel futuro, sono fino ad oggi 20.000 lotti di terreno in meno non consumati e in futuro altri 30-40.000 lotti di terreno non usati. Allora, se vogliamo non consumare suolo in Veneto, ne abbiamo già consumato troppo, queste sono le fondazioni. Questo è un primo strumento, ma quello che sta per venire è ancora più importante perché c'è in preparazione una nuova legge che è strategica, che in sostanza ha due principi. Basta espandere le città, risparmiamo suolo, rendiamo facile lavorare sul costruito. Costruire sul costruito sarà la parola d'ordine dei prossimi anni, secondo noi.